EBAV, l'ente bilaterale per l'artigianato veneto, ha festeggiato 35 anni di attività nella cornice della Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia, un evento per celebrare l'anniversario di questa istituzione fondamentale per il territorio, fondata nel dicembre 1989. 35 anni della nostra nascita come ente bilaterale veneto, numeri importanti, numeri che danno anche la sensazione di cosa abbiamo fatto nel nostro Veneto. In 35 anni erogati 413 milioni ad aziende e lavoratori artigiani. Abbiamo 34.000 imprese iscritti e 160.000 dipendenti, per cui una realtà grossa che serve anche per il futuro, per dare una svolta al nostro artigianato veneto, per essere ancora forti nell'economia del Veneto. Realtà importante questa di EBAV, i cui risultati pongono le basi per le sfide future tra innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e il rilancio dell'immagine tra le nuove generazioni, continuando a creare l'idea di comunità tra lavoratori e impresa e imprenditori, ma soprattutto quello che ha riversato sul territorio ha favorito una tenuta sociale e ha favorito un'implementazione dal punto di vista sia economico che di garanzia dal punto di vista della società territoriale e regionale veneta. Istituzioni, rappresentanti del sistema bilaterale, parti sociali, l'occasione per guardare al passato tracciando un bilancio, ma anche al futuro dell'artigianato veneto, preparandosi con consapevolezza alle sfide future del comparto artigiano. Oggi ci aspettano grandi sfide perché le trasformazioni nel mondo del lavoro sono tante. C'è il tema della digitalizzazione, ma anche dell'intelligenza artificiale che impatta anche nel mondo artigiano. C'è il tema comunque della transizione, quindi attraverso la contrattazione e di conseguenza il nostro ente bilaterale che sostiene lavoratori e imprese dobbiamo trovare le strade per dare risposte a queste nuove sfide, con strumenti appunto nuovi anche. Attualmente l'EBAV si occupa di aiutare le famiglie sia nel mondo per la scuola che per la prima casa. Ritengo che, data la situazione che stiamo vivendo, dove tutti devono lavorare, dove i soldi non sono mai tanti, che l'EBAV dovrebbe pensare ad allargare sotto l'aspetto sociale questa forchetta. Come Casa Artigiani pensiamo che per il futuro di EBAV sia importante innanzitutto vedere un po' qual è il welfare a livello europeo e confrontarsi con l'Europa per armonizzare magari un welfare europeo. Inoltre pensiamo che sia giusto allargare la base dei soci, ma anche dare dei contributi e pensare ai giovani, che è il futuro del mondo artigianale. EBAV è un modello veneto di bilateralità preso ad esempio in tutta Italia. La bilateralità del Veneto non ha uguali in altre regioni d'Italia. Riusciamo a dare tantissimi servizi e tantissima assistenza ai nostri collaboratori delle nostre imprese che beneficiano quindi di questo e sono incentivati. L'obiettivo è appunto quello di portare ad incentivare l'ingresso anche dei giovani nelle nostre imprese, piccole imprese artigiane. E tra gli obiettivi prendono corpo nuove idee. Di creare in EBAV una piattaforma che metta insieme offerta di lavoro e richiesta di lavoro e unire questo alla formazione. Io credo che questo sia il vero futuro dell'artigianato, è il vero futuro per poter tenere in piedi un sistema importante come l'artigianato in Veneto. Quindi la frontiera dei prossimi anni noi pensiamo sia un welfare territoriale che tenga conto di quello che l'ente bilaterale fa e che si integri con quelle che sono le prestazioni del sistema pubblico. Questa è la vera sfida perché oggi le risorse pubbliche scarseggiano e quindi abbiamo bisogno di mettere in sinergia questa grande alleanza tra pubblico e privato.